Un interessante convegno qui ad Agrigento, cui lei ha particolarmente curato l'organizzazione e non solo. Ecco, ma che messaggio arriva da Agrigento verso il settore della fisica medica? Allora, Agrigento da circa 40 anni ha fisica media dei fisici che lavorano, forse il primo sono stato io. Stiamo celebrando oggi la giornata internazionale di fisica medica nella data della nascita di Madame Curie. La fisica medica entra sempre più nella medicina, abbiamo grandi sviluppi, diciamo, cui ci sentiamo nel settore dell'intelligenza artificiale, della diagnostica per immagini e anche della terapia. E quindi nell'atto pratico ci saranno dei benefici per l'utente che sta male, in particolare, ecco, cosa dire? Sicuramente la fisica entra sempre in modo molto profondo in tutte le attività e nel nostro caso in particolare nelle attività mediche. C'è da aspettarsi dei cambiamenti notevolissimi in senso positivo, soprattutto nella lotta ai tumori, ma anche per altre malattie. Da Madame Curie a oggi se ne sono fatti passi avanti. Certo, Madame Curie lavorava in laboratorio in maniera molto precaria. Oggi, diciamo, qua l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento abbiamo una fisica sanitaria che collabora con i medici nucleari, con i radioterapisti, con i radiologi, ma anche con altre figure. Facciamo sempre di più. Fabrizio Mancio Unamici, presidente dell'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria. Per la fisica medica, in particolare in Italia, io credo un grande futuro. Stiamo andando verso un paese che pensa di tornare verso il nucleare e siamo un paese nel quale le tecnologie sanitarie sono in continua evoluzione tutti i giorni. Oramai le radiazioni ionizzanti stanno diventando nell'ambito medico sostanzialmente imprescindibili, tantissime cose che prima si facevano intervenendo all'esterno, per esempio penso in cardiologia interventistica, angiologia vascolare, vengono fatte con tecniche non invasive, radiopedate. La medicina nucleare terapeutica sta diventando sempre più un'opzione terapeutica per pazienti con tumori ai quali viene garantita una terapia molto meno tossica rispetto a altre opzioni e altrettanto efficace. La radioterapia sta imboccando strade completamente nuove. In tutto questo il ruolo del fisico medico è un ruolo fondamentale, perché il nostro ruolo è quello di garantire che tutto quello che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti sia sotto il controllo, per quanto riguarda la parte dose ovviamente, di un professionista qualificato che appartiene a un ordine sanitario, come il nostro ordine di chimici e tecnici, e che collabora con tutti gli altri professionisti di area radiologica. Io sono molto contento della collaborazione che esiste fra noi e le associazioni dei medici nucleari, dei radioterapisti, dei radiologi, perché effettivamente è una collaborazione di alto livello, una collaborazione scientifica, e professionisti di alto livello vogliono dire cura migliore per il paziente. Quindi io sono veramente fiducioso del fatto che la fisica medica abbia un grande futuro in questo paese. L'evento di oggi è un evento rilevantissimo, è una cerimonia a tutti gli effetti celebrativa per la giornata internazionale della fisica medica. Oggi sarà dedicata buona parte, la parte introduttiva proprio alla radioattività, e la radioattività, come è noto, fa parte intimamente della nostra disciplina. Noi facciamo medicina nucleare, utilizziamo sostanze radioattive e la medicina nucleare di oggi è una medicina nucleare che impatta notevolmente in tutti i principali capitoli clinici, dall'oncologia alla patologia neurodegenerativa alla patologia cardiovascolare e non solo. Oggi in particolare ricordiamo anche gli sforzi e il lavoro svolto in questi ultimi 30 anni dalla fisica sanitaria dell'ospedale di Agrigento, che è stato un supporto formidabile e incredibile per la crescita anche della medicina nucleare. Al dottore Pirano, attuale responsabile della fisica sanitaria, va il nostro più sentito, profondo e sincero ringraziamento. Giacomo Buttone, ricercatore istituzionale di fisica nucleare. Ma oggi celebriamo la giornata internazionale della fisica medica
nel giorno in cui è nata Madame Curie. La fisica medica è un asset importantissimo sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista professionale, perché entra in tutte quelle attività di area radiologica che impattano sull'oncologia, sulla cardiologia e su tutta la parte neuroinflammatoria. Quindi sicuramente è una giornata importante, non a caso la facciamo qui ad Agrigento, capitale della cultura, è un modo per celebrare Agrigento e per celebrare la fisica medica assieme in questo luogo che è fantastico e che ci ricorda da dove veniamo e dove soprattutto andremo.